Buonasera, bentrovati, ben ritrovati. Sembra passato quasi niente da quando ci siamo lasciati l'ultima volta, cioè ieri sera, dopo questa maratona che è stata fatta per il 25 aprile per la lotta contro la violenza sulle donne, capitolo chiuso. Noi oggi siamo qui con Adico, questa è la quarta e ultima puntata, chiamiamolo puntata, ma possiamo chiamarlo anche incontro, con l'associazione Difesa dei Consumatori, con il suo presidente Carlo Garofolini, che salutiamo. Ciao Carlo. Ciao Andrea, ciao. Un saluto a tutti gli amici in collegamento. E l'avvocato che già conoscete, alcuni di voi già conoscono se hanno visto altri interventi di Adico, Gioia Barbato, ben trovata. Ciao Gioia. Grazie, ciao Andrea. State bene? Tutto bene? Sì, a che DPCM siamo arrivati? Ci vediamo. Non lo so, non lo so, ma non li conto più io. Okay. Comunque siamo ancora in gialla, no? Siamo ancora in gialla per il momento, esatto. Allora, oggi parleremo di un argomento particolare, visto che siamo ormai in prossimità delle feste natalizie. Sapete dove siamo? Siamo da Abitare 3, siamo dai fratelli Trevisan, siamo in Corso del Popolo 95 nei loro salotti. Questo è un negozio di arredamento, dico anche due parole per ringraziare i fratelli Trevisan che sono sempre molto disponibili. E loro sono in Corso del Popolo, le vetrine adesso sono illuminate, per un po' mi dicono che faranno anche una vetrina natalizia, che comunque saremo presenti anche con delle letture e con delle rubriche con Annalisa Bruni, che saluto. Ciao Annalisa, riguardo a questa rubrica Incontro con l'autore. Saremo sempre qua, quindi non vediamo l'ora che arrivi quel periodo, anche proprio per la location stessa, no? Quindi sono esclusivisti FAU, avrete un trattamento speciale, ma se vi va di passare a salutarci o a salutarli, penso faccia molto piacere anche a loro. Allora mi metto solo un secondo gli occhiali, perché volevo leggere esattamente il titolo che abbiamo dato per questo incontro. Si tratta proprio dello shopping natalizio, quindi le attenzioni alle truffe, perché di truffe si parlerà. Diciamo che le truffe sono all'ordine del giorno ormai, però sappiamo anche che il periodo natalizio è un periodo di fermento forte e dunque le attenzioni devono essere maggiori da questo punto di vista, soprattutto poi quando si tratta di commercio online. Quindi i consigli e i suggerimenti che Adico, Associazione Difesa dei Consumatori, ci darà, dovete tenerli a mente, cioè farveli propri e stare molto attenti per non perdere dei soldi o chissà cosa, o andare incontro a strane dinamiche. Ecco. Adico è l'ultima puntata che fa con noi per questo 2020, dopodiché stiamo programmando il 2021. Sapete che noi abbiamo una sorta di, come si può dire, di gemellaggio con Adico, perché tutto ciò che è a favore della collettività, e vi ringrazio sempre, non finirò mai di ringraziarvi per il lavoro che fate, perché vorrei io farlo con voi, dico la verità, perché è una cosa che dà, oltre alla soddisfazione, ma il fatto di aiutare il prossimo è un qualcosa che ci arricchisce. Dunque Carlo, perché dobbiamo stare attenti soprattutto ai meccanismi del commercio online e soprattutto nel periodo natalizio? Dobbiamo stare attenti tutto l'anno, per l'amor di Dio, quindi questo non si discute, ma perché proprio a Natale? Certo, allora Andrea, chiaramente manca meno di un mese a Natale e quindi questo incontro, come l'hai definito tu, penso sia necessario anche per mettere appunto in guardia il consumatore che sta cominciando a pianificare un po' gli acquisti. Prima di dare una serie di consigli, che forse è meglio darli in conclusione, un po' rispettando anche le abitudini che ci siamo dati in queste occasioni, bisogna prestare anche delle attenzioni di cui poi l'avvocato ci illustrerà, perché ricordiamoci che la direzione che stiamo prendendo è quella di sfruttare sempre di più la moneta elettronica, ma poi scopriamo che i pagamenti con la moneta elettronica non è un sistema di pagamento così sicuro come si voglia sempre farlo credere, perché capitano tantissimi fenomeni
dietro a queste modalità che bisogna conoscere e anche sapere cosa fare. Quando si paga di moneta elettronica dobbiamo ricondurci normalmente al bancomat o alla carta di credito piuttosto che ai bonifici bancari e altre forme come PayPal e quant'altro, però dobbiamo tener conto appunto dei rischi, perché con le monete elettroniche si parla anche di clonazione, di furti di identità e si parla anche di phishing e tante altre truffe che stanno sempre dietro all'angolo. Ecco, dopo magari spieghiamo bene, perché qualcuno continua a dirmi ma cos'è questo phishing? Dopo certo, lo spieghiamo, certo. Bene, lo spiega l'avvocato Gioia Barbato. Esatto, perché poi normalmente ci sono anche qua, dopo daremo dei consigli come utilizzare correttamente queste monete, ma anche cosa fare. È un periodo appunto, questa vigilia è un periodo insomma anche tanto aspettato, ma dove potrebbe essere anche un'occasione per aiutare un po' il commercio sotto casa a riprendersi da un anno che insomma si sta rivelando un anno molto difficile per tutti e anche per chi sta cercando di tenere aperto il negozio e far sopravvivere i centri del paese. Teniamo conto che quando si parla di acquisti bisogna ragionare tra acquisti online ed esercizi sotto casa, ma anche quando si ragiona in ambito di acquisti online bisogna tener conto della differenza tra acquisti o compravendite tra privati oppure tramite siti noti o purtroppo sconosciuti. Anche qui, quando ci sono da fare questi acquisti, ci sono dei consigli che dopo vedremo di fare una sintesi di quelli che sono. Però un'ultima parola volevo spenderla, perché in questo momento dove si parla di negozi sotto casa o di centri storici, noi come Adico oggi mi ero anche sforzato di voler ricordare una bellissima esperienza che abbiamo avuto molti anni fa con l'assessore Bortolussi, che in queste occasioni, devo dire, è sempre stato un assessore che ha sempre lavorato molto bene, perché il desiderio che condividevamo all'epoca era quello di immaginare sempre l'acquisto sotto casa come un grande centro commerciale all'aperto. Oggi purtroppo si è perso un po' questo slancio e si va un po' in ordine sparso. Ci sono le associazioni di categoria che escono sempre con dei proclami, con degli inviti, però ecco, qualche iniziativa in più vorremmo farla come avevamo iniziato a fare all'epoca con Bortolussi, dove si ragionava insomma di acquisti, appunti che potevi maturare e dopo andare su una pizzeria a mangiarti la pizza, oppure degli acquisti che raggiunta un certo importo ti poteva permettere di acquistare degli articoli o andare al cinema gratis, cioè si ragionava in questo senso qua. Oggi devo dire si è perso. Ricordiamo anche chi è Bortolussi, magari. Si è perso. Bortolussi è stato presidente della CGA di Mestre, ma era l'assessore attività produttive. Noi come Adico abbiamo lavorato molti anni con lui, soprattutto arrivavamo in questo periodo dove sul tavolo proprio ragionavamo su tutte quelle che erano le idee, le proposte, le iniziative per far vivere il centro, per contrastare l'acquisto tramite internet, per aiutare i negozietti, i centri commerciali piuttosto la piccola di distribuzione, su quelle che erano le iniziative con i parcheggi gratis, che con il prezzo del parcheggio potevi comprendere una pizza a tale importo che con i soldi della pizza avevi lo sconto ai cinema, e con lo sconto ai cinema e la pizza potevi andare per i negozi. I negozi magari si aveva degli sconti e si accumulavano dei punti che magari potevi permetterti a avere dei regali, cioè si ragionava tanto e avevamo cominciato a fare queste cose. Si è perso un po' l'abitudine e adesso siamo negli ultimi anni, per non dire nell'ultimo decennio, un po' nella fase dove stiamo perdendo un po' quello che era la nostra caratteristica di saper fare meglio quello che abbiamo sempre fatto, e ci stiamo invece prendendo l'abitudine di lamentarsi sempre un po' di più. Io penso che in questo momento bisogna ritornare un pochino indietro e concentrarci a far bene quello che sappiamo fare, puntando molto sui servizi,
sulle iniziative e sul fatto che è bello immaginare una città che abbia un centro storico aperto dove le persone comunque, a parte il periodo Covid, quello che è, si possa ancora trovare, scendere, fare la spesa, camminare, incontrarsi e stimolarsi, che non andare per i centri da una parte o in cerca dell'offerta di là e trovarsi incolonnati solo su... E favorire la socialità. E favorire la socialità, che è la cosa più importante, che soprattutto in questo momento si sta perdendo. Ecco, quindi in questa premessa è chiaro che, Andrea, ti dicevo, bisogna cominciare a entrare nell'argomento della serata, perché bisogna cominciare a distinguere tra quelli che sono appunto gli acquisti presso l'esercizio commerciale rispetto agli acquisti online, ma soprattutto anche quando si fanno gli acquisti online bisogna tener conto quali sono i rischi di vedersi rifilare un prodotto contraffatto, di non vedere arrivare nulla, di vedersi clonata magari la carta di credito piuttosto che i bancomat, e soprattutto bisogna anche tener conto cosa accade quando si fanno gli acquisti online tra privati. Penso che ognuno di noi ormai ha letto, ha visto, ha sentito di tanti che mettono le fotografie di articoli, poi in realtà non arriva nulla, intanto hai pagato e non si sa, si perdono un po' le tracce anche di questi malintenzionati. Quindi da qui, dovendo ragionare con l'utilizzo del bancomat, della moneta elettronica, perché abbiamo capito che insomma il contante, abbiamo affrontato anche nella puntata precedente, certo, è sempre più limitato. Ecco, speriamo che appunto sia l'occasione per evitare di non trovarsi persone che vengono là, dico a gennaio, incappate in queste disavventure, e magari cominciare a dare qualche indicazione e anche raccontare qualche vicenda che ci è capitata di persone che appunto in tutto questo sono rimaste vittime. Io dico sempre, male non fa, e dunque quello che stiamo facendo è sacrosanto, va bene, è giustissimo. Cerchiamo di usare, possibilmente, lo dico, in maniera che sia comprensibile a tutti, no? Quindi parliamo di phishing, parliamo di cose, cerchiamo di tradurre anche qualche termine in modo, anche facendo degli esempi, proprio concreti, in modo che le persone da casa possano capire meglio, perché questo è un argomento che richiede attenzione, perché poi la mattina dopo uno, dopo aver magari seguito questo incontro con Adico, magari compra via internet qualcosa. Di qualche giorno fa appunto il comunicato di una persona che si è trovato 16.000 euro di addebito sul conto corrente perché qualcuno gli ha clonato il bancomat, e a distanza di 24 ore ha cominciato a subire tutto un susseguirsi di prelievi che alla fine quando si è trovato con il conto corrente svuotato è venuto da noi. Chiaramente la Gioia lo sta seguendo, però anche questo appunto è un indice di quelle che sono le probabilità di rischio, quando ci possono anche non solo clonare i bancomat ma anche rubarci l'identità. Io tante volte, scherzando, dico sempre: diffidate da chi si ricorda di farvi chi si ricorda del tuo compleanno il giorno della tua festa, perché sappiamo che ci sono programmi che con estrema semplicità ricostruiscono il codice fiscale e poi si sostituiscono. Allora facciamo una cosa, diciamo che poi spiegheremo anche bene quello che può essere un vostro suggerimento per fare un acquisto, cioè paghiamo con la carta che usiamo abitualmente, carta di credito, quella emessa dalla banca, usiamo il bancomat, paghiamo con PayPal, cerchiamo di dare un po' anche l'idea di quello che è un suggerimento pratico, certo, su cosa fare, perché tante volte, sai, succede che
apri il portafoglio, prendi la carta, fai. A parte che adesso poi memorizzi i dati, per cui se lo fai bene una volta... Sì, certo. Vabbè, da cosa possiamo cominciare? Il panorama è talmente vasto che è anche difficile dare una precedenza ad un argomento piuttosto che a un altro. Prima accennavi il discorso del phishing, quindi sì, magari spieghiamo anche a chi a casa certo cosa si intende con questo termine. Il phishing non è altro che una truffa online che viene utilizzata dai malintenzionati per carpire tramite dei messaggi fasulli le nostre informazioni. Esempio tipico: quando riceviamo un messaggio con un logo simile a quello del nostro istituto di credito, o comunque che generalmente ci indirizza a cliccare in un determinato sito web e ad inserire le nostre credenziali. In realtà questo messaggio non viene mandato dal sito ufficiale della nostra banca, bensì da qualche malintenzionato che intende appunto carpire le nostre credenziali d'accesso al conto corrente. Questa è la truffa più diffusa nel panorama del web, e noi di Adico abbiamo avuto tantissima casistica di questo tenore. Ultima tra queste è stata proprio una signora che si è rivolta alla nostra assistenza appunto perché in questi termini aveva subito ben 2 sottrazioni da 5.000 euro, ma una dietro l'altra, quindi una distanza di un'ora. E purtroppo, anche se l'utente si accorge tempestivamente, qui parliamo che la signora si era accorta nell'arco di un'ora, quindi un tempo assolutamente irrisorio, assolutamente modesto, purtroppo gli istituti di credito molte volte fanno fatica a riconoscere il diritto del consumatore. Perché? Perché in questo caso la banca si nasconde dietro al fatto che il loro sistema informatico era assolutamente sicuro. Chi si è fatto ingannare, chi è stato tratto in inganno purtroppo è stato l'utente. Il problema però qual è? Che questi messaggi sono veramente ben confezionati, tant'è che a volte è capitato anche, ci sono capitati anche dei casi in cui questo messaggio ipotetico della banca veniva preceduto da una telefonata che addirittura arrivava dal numero ufficiale della banca stessa, quindi dal numero verde ufficiale della banca, quindi probabilmente riescono in qualche modo, probabilmente perché sono dei numeri VoIP, adesso io non lo so, probabilmente riescono anche a clonare o comunque a duplicare i numeri di telefono. Ecco, cosa succede in questi casi? Primo consiglio cosa deve fare l'utente quando si trova vittima di una di queste truffe? Prima cosa in assoluto è quella di chiamare l'assistenza della banca e assolutamente bloccare la carta di credito e compilare il modulo di disconoscimento degli addebiti. Questo modulo generalmente viene consegnato direttamente in banca. Successivamente, altro passo è quello di sporgere subito denuncia presso le autorità competenti. Terzo passo, mandare un reclamo alla banca, che molto spesso purtroppo viene riscontrato negativamente. Una volta ottenuto un riscontro negativo, l'unica cosa da fare, l'unica via da seguire, se non si vuole perseguire subito la via giudiziaria, è quella di presentare ricorso all'arbitro bancario, che come abbiamo già detto in altri incontri, però magari lo ribadiamo per chi magari si è connesso solo oggi. L'arbitro bancario è un'autorità che è alternativa rispetto alla giustizia ordinaria e è più snella, più veloce, che consente di azionare tutte quelle controversie che hanno ad oggetto le violazioni del testo unico bancario. Il caso tipico è proprio quella della truffa online, come in questo caso che vengono carpiti i nostri dati bancari, oppure tutte le volte che vengono clonati i bancomat, furto dei bancomat, tutto quello che quindi riguarda il sistema bancario sostanzialmente. Allora, diciamo che questa è la prima casistica e quella sicuramente più diffusa. Poi abbiamo tantissimi altri casi che riguardano invece la clonazione proprio della carta di credito, che invece viene effettuata generalmente tramite alcuni siti, magari dove noi abbiamo fatto accesso. In questi casi, accedendo a questi siti anche per sbaglio, magari cliccando ad una di quei pop-up, che sono quelle finestre che si aprono quando noi stiamo visionando o navigando su altri siti, e anche in questo modo qua, solo cliccando in queste finestre, purtroppo i nostri dati bancari vengono carpiti e quindi molto spesso possono essere utilizzati in modo indebito. Ecco, queste diciamo sono le truffe principali. Dopodiché dobbiamo anche tener conto che ci sono adesso questi apparecchi, questi nuovi bancomat poi, che solamente appoggiandoli prelevano un limite di contante. Molte volte ho notato che il consumatore, di fronte ad addebiti di importo irrilevante, parliamo anche di 3-4 ammanchi di 30, 20, 50 euro per dirti, cerca di desistere a far valere le proprie ragioni.
Allora, perché è convinto che magari anche i 100 euro che gli sono stati sottratti possano diventare 200 per far valere magari una procedura di risarcitoria nei confronti della banca. Allora l'avvocato ha citato giustamente il codice del testo unico bancario. Ricordiamoci che la banca deve essere responsabile della custodia del nostro denaro. Quindi quando la banca è responsabile, chiaramente non può, come tende in prima battuta dire, è colpa della persona che non ha custodito bene il denaro, o è colpa della persona, scusami, che non ha custodito la carta di credito rispetto al bancomat, eccetera. Quali sono intanto i consigli? Prima cosa, ripartendo dal presupposto che si parla di acquisti nel periodo natalizio e quelle che sono le modalità di pagamento ora, bisogna cominciare a darsi anche delle regole. Una volta prefissato l'importo, bisogna cominciare anche a utilizzare quelli che sono gli strumenti in modo corretto. Molte volte internet può essere anche uno strumento di comparazione e questo mi permette di farmi un'idea di quello che può costare un articolo. La seconda cosa è la modalità di pagamento. Il pagamento diventa molto importante perché chiaramente oggi è inutile ripetere che mettere i propri nomi, i propri dati, i propri codici su internet non sia una cosa pericolosa. È preferibile utilizzare una carta prepagata. La carta prepagata generalmente costa 10 euro all'anno oppure te la danno direttamente in omaggio. È quella carta che si sostituisce alla carta di credito e tu puoi caricarla per l'importo che decidi a voler spendere. Poi è una carta di debito? Sì, è un bancomat dove decido quanti soldi metterci, in modo che se accade che rimango vittima di qualche fregatura non possono fregarmi oltre quello che io ho messo e quindi limito quelle che sono le situazioni come che ha accennato la Gioia. Poi c'è anche la custodia della carta e l'utilizzo nel momento nell'atto di pagamento, perché si deve cercare di conservare i codici non nella borsa o nella rubrica del telefono dentro il portafoglio, ma cercare di tenerli separati. Quando si utilizza, cercare di coprire la tastiera e perdere l'abitudine di lasciare la ricevuta o buttare la ricevuta anche di prelievo dallo sportello là in banca o per terra, perché comunque diamo delle informazioni. Ci sono anche addirittura ricevute che ti danno la giacenza di quello che hai in conto ed è facile poi mettere insieme le informazioni per chi è più avvezzo su queste cose e risalire un po' anche al soggetto. Quindi queste sono già delle piccole indicazioni. Poi altre sicuramente sono quelle di pensare anche a una conservazione sicura all'interno del portafoglio, cioè non posso mettere bancomat, carta di credito prepagata tutte assieme, perché abbiamo episodi dove il furto di una cosa mi rovina completamente tutta la cosa, e soprattutto poi bisogna avere anche a disposizione tutti quelli che sono gli strumenti per bloccarle, attivare l'alert SMS in modo che dal momento che io ho un addebito mi arriva subito l'SMS e capisco cosa sta accadendo. E queste sono le cose più importanti. Dopodiché rimane a chi rivolge il pagamento. Abbiamo parlato di internet, poi il legale Gioia mi verrà di supporto su una domanda che gli farò, appunto, e bisogna individuare appunto i siti sicuri. Oggi per individuare i siti sicuri bisogna perdere un po' di tempo, risalire a quello che è l'indirizzo IP del sito, cioè il famoso http //due punti e che finisca col .it, .com o .org, perché già quelli mi danno una provenienza abbastanza sicura rispetto ad altre provenienze che molte volte non sono in Italia. Allora, quelli da diffidare quali sono? Le più fantasiose, perché a volte possono essere da isole di qualche paese sperduto arcipelago, no? Dove non finisce con .it, quindi .italia o .com, .org, è chiaro che devo un attimino
deve creare un pochino sospetto, perché la provenienza già capisci che sfugge da quelli che sono i nostri confini, diciamo anche europei, se vogliamo dirlo. Poi ecco, appunto, bisogna individuare i siti, quelli più sicuri hanno un famoso lucchettino a fianco dell'indirizzo, che anche questo è come dire, una specie di certificazione. Soprattutto bisogna anche pensare a quali siti rivolgersi, perché è chiaro che ci sono siti importanti sia sul mondo del turismo sia nel mondo degli acquisti, che per esempio a fronte di un acquisto che non va a buon fine ne rispondono in prima persona. Quindi sono loro i primi a voler adottare tutte quelle garanzie tra chi vende e chi compra. Cosa diversa invece è l'acquisto, le compravendite tra privati, perché ricordiamoci che negli acquisti online comunque vige sempre la garanzia del consumatore, che dopo chiedo a Gioia magari che è più aggiornata rispetto a quelle che sono le norme che regolamentano gli acquisti quando si compra tra privati. Ci sono siti, posso dirlo tranquillamente, come conosciamo tutti, non so, subito.it per esempio, dove ciascuno può fotografare, siamo su mobilificio, questa parete, metterla in vendita per 4.000 euro, ricevo i soldi, ma te la parete non la ricevi, perché in realtà invece di venderla materialmente perché ne ero in possesso, l'ho inserita perché ci ho fatto la fotografia adesso in questa occasione. E anche qua l'ente preposto alla salvaguardia del consumatore rispetto a quelle che sono le modalità di risarcimento o di richiesta di risarcimento del danno, con tutte le proprie complicazioni, sono diverse. E qui ti restituisco di nuovo la parola, perché la norma sugli acquisti di internet rispetto anche alla norma sugli acquisti dentro gli esercizi commerciali, e qua ritorniamo al negozietto sotto casa, esiste, bisogna conoscerla, ma bisogna tener conto anche di quelle che sono le differenze, soprattutto anche in termini di garanzia, che a volte la garanzia sembra una cosa così, ma ci sono modalità diverse con cui farla valere nel caso tu acquisti presso il negozio e il prodotto presenta una difformità, rispetto a quando l'acquisti fuori dagli esercizi commerciali, invece puoi far valere il diritto di ripensamento. Sì, diciamo che c'è una differenza fondamentale tra le modalità di acquisto. Allora, gli acquisti online hanno il vantaggio che ci consentono di esercitare quello che viene comunemente chiamato diritto di ripensamento, ovvero io nel termine di 14 giorni, se ho acquistato online o ho effettuato un acquisto porta a porta, ho la possibilità di ripensarci al mio acquisto e quindi di inviare una lettera di recesso e quindi di sciogliere il vincolo contrattuale senza dare alcuna motivazione, senza giustificarmi. Diverso è quando compro all'interno di un esercizio commerciale, in un negozio. Questo diritto purtroppo non ce l'ho. Ecco, per quanto invece riguarda... Qua scusami Gioia, sì. mi faccio perdere, perché con degli esempi siamo anche più chiari. Molte volte ci capita persone che vengono là, dicono, e pretendono il diritto di recesso per un acquisto comprato dentro un negozio. Io l'ho comprato, mi sono reso conto che quel mobile non sta bene, adesso parliamo di mobili ma non vogliamo avercela come benefici, non sta bene con la parete, ci ho ripensato, sono andato dal negoziante, gli ho detto che se lo venga a riprendere, questo non ne vuole sapere. Ecco. Questo non esiste se io acquisto all'interno di un negozio, perché vige un po' la regola, visto e piaciuto. Io sono entrata in un negozio, ho avuto la possibilità di toccare con mano quello che era il mio bene e pertanto io questo diritto non ce l'ho. Toccarlo, vederlo, provarlo. Esatto. Eventualmente se poi quel bene presenta dei vizi di conformità, io avrò altri tipi di azioni. Esempio, il codice del consumo a cosa mi dà diritto? Se io entro e compro, parliamo sempre di questo mobile, visto che siamo qui dentro, compro questo mobile, lo porto a casa
e constato che è affetto da gravi vizi di conformità, io in questo caso posso chiedere o la diminuzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ma solo nel caso in cui, per chiedere questo secondo rimedio, quindi la risoluzione del contratto, solo nel caso in cui il bene abbia dei vizi talmente rilevanti che sia inservibile, ovvero inidoneo all'uso convenuto. Ad esempio, compro un'autovettura, la porto a casa, vedo che il motore è assolutamente manomesso, non funziona, in questo caso io posso chiedere anche la risoluzione del contratto. Dopo avrei anche altri rimedi, posso chiedere anche la sostituzione del prodotto, la riparazione senza oneri di spesa, però diciamo che i due rimedi più rilevanti sono la risoluzione del contratto e la diminuzione del prezzo. Ben diverso è per, come dicevo prima, per gli acquisti online. La ratio sottesa a questa diversità fra i due tipi di acquisto è proprio che se io compro online, compro a distanza, non ho possibilità di toccare con mano il prodotto, ma do una sorta di fiducia a quello che mi prospetta il venditore a distanza, e quindi nel momento in cui io ricevo materialmente il bene ho 14 giorni, non dalla conclusione del contratto, bensì dalla consegna, per esercitare questo famoso diritto di ripensamento, che è importante sottolineare non ha bisogno di giustificazione alcuna, quindi io semplicemente ci ripenso ed effettuo il reso. Ecco. Per quanto invece riguarda poi l'acquisto da privati su internet, l'acquisto di privati più su internet, come ad esempio accennava prima il Presidente tramite il sito subito.it che tutti conosciamo, qui bisogna fare un po' di attenzione, perché noi abbiamo avuto tantissime casistiche in associazione dove la parte cliente... Non è che poi subito.it ci faccia... Ma no, ma parliamo di ma non c'entra! È una piattaforma molto intelligente e molto funzionale. No. Subito.it dà la possibilità ai privati di compravendita. Il problema sono quelle persone che lo utilizzano in modo fraudolento, come ad esempio può essere anche Waikiki, che è un'altra piattaforma analoga. Che adesso che c'è, mi dicono che funziona molto bene quella di Facebook. Sì, esatto, benissimo. Marketplace, ma poi ce ne sono tante anche locali, ma sono piattaforme che sono funzionali, molto intelligenti, e ovviamente permettono anche al consumatore di realizzare, magari di scambiare anche tutti quei beni che hanno a casa, che diversamente andrebbero semplicemente buttati. Il problema è che bisogna fare un po' di attenzione, perché noi abbiamo avuto tantissime segnalazioni e persone che si sono rivolte appunto alla nostra assistenza, perché magari venivano messi in vendita dei beni. Ad esempio il caso più rilevante che c'è stato, abbiamo avuto diversi casi ancora l'anno scorso, erano stati messi in vendita dei camper. Il privato, la parte acquirente manifestava l'intenzione di voler concludere il contratto di compravendita, e la parte venditrice, a conferma della bontà, insomma, delle intenzioni per l'acquisto, chiedeva di trasmettere anticipatamente una copia del titolo di pagamento, che generalmente doveva essere copia di un assegno circolare. A fronte di questa trasmissione, di questa fotocopia di questo assegno, la parte venditrice, che era un malintenzionato, è riuscito a clonare l'assegno e a metterlo all'incasso, e quindi ovviamente l'acquirente veniva da noi disperato, perché chiaramente l'ammanco, l'addebito era rilevante. Parliamo di un assegno di oltre 30.000 esatto, euro. Parliamo di assegni anche di oltre 30, sì, abbiamo avuto uno da oltre 30.000 euro, un altro sui 25.000 euro, quindi erano due casi abbastanza importanti. Quindi anche in questo caso abbiamo presentato denunce alle autorità competenti, chiaramente, che avevano poi individuato anche chi fosse la persona che aveva posto in essere questa truffa a danni del consumatore, e poi anche qui ci siamo rivolti alla banca, perché abbiamo rilevato che ci fossero anche delle responsabilità dell'istituto bancario che aveva consentito appunto questa clonazione dell'assegno. Ecco. E poi anche in questo caso ci siamo rivolti all'arbitro bancario, a cui noi ricorriamo molto spesso, e vediamo che comunque ci dà abbastanza soddisfazione, nel senso, generalmente riusciamo a sapere che c'è anche strumento, chiamiamolo così, di questo tipo, ti rassicura. Sì, esatto Andrea, anche perché mi piace ribadire una cosa, che l'arbitro bancario è anche uno strumento che può essere messo tanto è messo a disposizione del privato, non dico gratuitamente ma quasi, perché il contributo di attivazione è di appena 20 euro, e in più un privato può anche dirlo personalmente, anche se noi abbiamo un importo rilevante, come in questo caso, che aveva ad oggetto la compravendita del camper, e l'importo contestato era di 30.000 euro, un privato anche personalmente può dire all'arbitro bancario:
Poi generalmente tutti chiedono la nostra assistenza, perché poi comunque la procedura non è semplicissima, bisogna inoltrare il ricorso, poi vengono presentate dalla controparte le controdeduzioni, noi mandiamo le repliche, poi adesso è tutto telematico, però magari una persona che magari è anche abbastanza avvezza all'uso del computer riesce tranquillamente poi a gestirsi la procedura autonomamente senza spese. Ecco, quindi anche quando si fanno gli acquisti tra privati è sempre opportuno fare un po' di attenzione anche all'interlocutore, non fidarsi ciecamente, mai anticipare mai anticipare titoli o comunque dare alcuna informazione. Assolutamente. Ecco, un'altra truffa che mi è venuta in mente parlando adesso è stata fatta poco tempo fa, mi sembra che sia stata anche poi oggetto di un servizio di Striscia la Notizia, dove la parte, anche in questo caso truffa tra privati, esatto, la truffa veniva effettuata direttamente al bancomat. Quindi anche in questo caso, il classico esempio, i due privati, acquirente e venditore, si sono messi in contatto, anche in questo caso per un bene di valore rilevante, quindi in questo caso un'autovettura. La parte venditrice dice sì, va bene, però conferma delle tue buone intenzioni e trasmettimi un piccolo acconto. E in questo caso induceva il potenziale acquirente a rivolgersi al bancomat e a digitare tutta una serie di codici dallo sportello bancomat, e in questo modo qua venivano automaticamente sottratte delle somme di denaro notevoli, perché tramite questa procedura, che credo sia stata anche abbastanza complessa, perché le persone che sono state raggirate non erano persone anziane, erano persone insomma giovani, anche persone insomma che facevano anche lavori insomma di un certo tipo, quindi non degli sprovveduti, sono riusciti anche in questo caso a trarre in inganno l'acquirente e a sottrargli alla sua insaputa insomma delle somme di denaro notevoli. Ma in quest'ultimo caso parliamo di due addebiti, uno di 6.000 e uno di 8.000 euro, sì. Quindi insomma... E là è anche un po' difficile, perché dimostri che tu sei andato al bancomat, tu hai digitato la tastiera, poi vai a criminare che qualcuno che è anonimo invece ti ha indotto. Capisci la situazione che ha anche l'ufficio dell'Adico nei confronti delle autorità a dover sostenere una posizione difensiva non certo di poco conto, visto anche appunto gli importi in ballo. Però ecco, sono tutte situazioni che insomma si sono anche risolte abbastanza benino, magari trovando un accordo stragiudiziale che magari non accontenta tutti ma non scontenta nessuno, ti permette di recuperare qualcosina in questo tipo di truffa. Nelle altre invece si è sempre raggiunto un ottimo risultato con un risarcimento praticamente del 100%, dove però è chiaro che c'è un iter, c'è una denuncia alla polizia postale correlata dall'attività dell'ufficio legale dell'Adico nei confronti tanto per far capire anche, non per mettere ansia a chi ci ascolta e alle persone, però è giusto, cioè, cercare di capire, no? Dal momento che ti tocca una cosa del genere, no? Facciamo tutti i passi, vuoi dire? No, facciamo tutti i passi, esatto, ma quanto tempo passa prima che tu possa avere un risarcimento a parte del 100% dalla banca, piuttosto che... Allora, qua ti risponde l'avvocato, sì. Però io voglio fare una differenza. Questo è importante per far capire alle persone che poi si affronteranno, non so, un mese, 2 mesi, 3 mesi. Allora, sai, non è che ha delle riserve che magari dice, vabbè, mi hanno portato via 4.000 euro, 5.000 euro, boh, e li aspetto quando arrivano. No. C'è chi di quelli ci conta, no? Okay. Perché allora, deve vivere. Allora io invito l'avvocato a rispondere, però facendo una distinzione tra PostePay e le banche, perché devo dire che dove le banche hanno una risposta, le poste ne hanno un'altra, che poi coincide. Sì, però prima che l'avvocato risponda a queste tue domande, infatti la mia successiva, così tieni anche conto, era anche questa, cioè qual è il rapporto, che l'impressione, diciamo, anche che voi avete delle persone che si rivolgono a Adico naturalmente rispetto alla fiducia, no? Perché in questo momento io parlo con molte persone e sento che hanno più fiducia delle poste piuttosto che delle banche. No. E non ho capito perché.
Allora, prima ti do una risposta teorica, poi ti do i dati pratici. Ok. Allora, la risposta teorica è questa: succede una truffa online, una clonazione di un banco, una sottrazione fraudolenta di denaro. Sì. Primo passo da fare, come dicevo prima, compilazione moduli di sconoscimento presso l'istituto di credito e immediatamente la denuncia presso l'autorità competente. Dopodiché viene subito presentato un reclamo alla banca dove si dà un termine per adempiere al rimborso delle somme sottratte. E a questa diffida, chiamiamola così, a questo reclamo, la banca dovrebbe rispondere entro 30 giorni. Se mi risponde entro i 30 giorni, bene, diversamente dal 30° giorno in poi io posso dire, come dicevo prima, l'arbitro bancario finanziario, che ritengo sia lo strumento più agevole, ovviamente più agevole e veloce. Ovviamente tutti poi hanno a disposizione la via alternativa, quella della giustizia ordinaria, però ahimè è un pochino più lenta e sicuramente più dispendiosa. Ecco, quindi questo è l'iter teorico. L'iter pratico: generalmente quando il privato presenta il modulo di disconoscimento alla banca, automaticamente la banca riscontra il privato negativamente. Poi, altrettanto negativamente, per il 99% dei casi, la banca riscontra negativamente anche noi al primo reclamo, che ovviamente è la lettera dove noi facciamo presente, rappresentiamo i fatti e diamo un termine per adempiere. Cosa succede poi? Dov'è che si apre lo scenario transattivo, chiamiamolo così, senza rispettare la fine della procedura? Si apre quando noi presentiamo ricorso all'arbitro, e allora lì posso tranquillamente dire, per un 40% dei casi, mi sento di dire 35%, dai, chiamiamola così, generalmente quando noi presentiamo ricorso all'arbitro, se la banca ritiene di avere un concorso di colpa o comunque ritiene di avere della responsabilità in merito all'accaduto, generalmente ci fa pervenire immediatamente una soluzione transattiva. Allora, che generalmente è o di rimborso integrale, come spesso accade, oppure quando effettivamente sappiamo anche noi stessi che l'arbitro bancario poi deciderà per un concorso di colpa, ci fa già pervenire la proposta transattiva con il concorso di colpa, ma in questo caso la maggior parte delle volte si offre anche di dare un contributo aggiuntivo per le eventuali spese che l'utente insomma, ha sostenuto per farsi giustizia tramite magari le fa onore, diciamo. sì, che magari arrotonda in eccesso, e questo sicuramente è positivo, perché generalmente il socio poi o comunque l'utente è comunque soddisfatto. Ecco, uno degli ultimi casi però devo dire, sono stata molto stupita perché la somma era rilevante. Qui in questo caso la signora addirittura aveva perso lei stessa il bancomat, quindi non era colpa della banca, l'aveva perso, però aveva poi subito delle operazioni non consentite per un totale di circa 9.000 euro, e qui invece con la nostra lettera, prima ha mandato la lettera a lei, la risposta è stata negativa, con una sola lettera nostra subito la banca ha risposto, dove ovviamente intimavamo che in caso di mancato riscontro positivo avremmo adito le vie legali. E la banca ci ha immediatamente, sì, l'arbitro, però noi non specifichiamo, diciamo, le competenti sedi, poi loro non sanno. Sì, però voglio dire, no. È una figura importantissima. Per noi è importantissima l'arbitro. Un ottimo interlocutore. Sì. Solo che ecco, invece le poste tendono a essere più lunghe nel rimborso, cioè non è che, anzi, devo dire che per esempio i casi di PayPal, per esempio, delle poste pay. Delle poste pay, ne abbiamo avuti tantissimi, non so se sia, a volte anche noi siamo rimasti stupiti come mai erano per lo più tutti i casi di poste, bancomat, succedeva qualche anno fa. Sì. Devo dire che la differenza tra le banche e le poste è stato che le poste hanno esercito tutti, ma si sono presi più tempo rispetto a quella che era la visione della domanda che mi hai fatto di una tempistica congrua. Sulle poste parliamo di qualche mese sicuramente in più rispetto alle banche. Le banche devono essere che sono più private per rispondere, dopo anche tra un istituto e l'altro c'è una notevole differenza, perché molte hanno interesse a chiudere e fare meno pubblicità possibile rispetto ad altre. Leggevo recentemente da qualche parte, ma non ho approfondito, che le poste hanno aumentato c'è stato un incremento dei depositi recentemente rispetto all'anno scorso. In questo periodo di Covid devo dire, Andrea, la gente si rifugia lì? Ma devo dire hanno meno paura le poste. Dalla mia esperienza personale, anche stando lì, io ho un po' l'impressione che l'utente sia spaventato dalla banca, che vede la banca magari come
indipendente che ti può fregare in qualche modo. Le Le poste poste no. sono più rassicuranti, quando invece, mia opinione personalissima, È il è il contrario. contrario. Anche perché per ottenere giustizia dalle poste, tante volte le poste hanno tutta una disciplina per conto loro, come i libretti di deposito. Ma anche io lo so, anche perché lei dice questo. Sì, ovviamente, io tutto anche protezione per contro la le poste. recente, per Sì, la recente però- di No, ma anche uomini. perché all'interno abbiamo un altro argomento di cui potremmo parlare, sempre contro le poste che tratto io, che sarebbero tutti quei finanziamenti tossici, tutti quegli investimenti Sì. tossici che hanno propinato le poste, tipo il fondo obelisco, Sì, 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 certo. il fondo Il fondo Ibis. obelisco Che veramente... allora lì c'è un'altra autorità che non è l'arbitro bancario. Allora, Però aspetta prima di... io non volevo concludere. No, vuol dire una Fermiamoci cosa. pure È 5 chiaro minuti in più, che, tranquilla. no, è chiaro che ci stiamo ancora leccando le ferite in seguito ai grandi fallimenti che qua in Veneto in particolar modo ha coinvolto centinaia di migliaia di famiglie derivati da Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza. È chiaro che il consumatore, dove vede che invece dietro c'è lo Stato, ha più fiducia rispetto a quello che è un privato. Vabbè, quello è un caso abbastanza serio. Bisogna probabilmente capire anche questi motivi di queste scelte, capito? Però ecco, e concludo riavvolgendo un po' il nastro. Stiamo parlando di acquisti natalizi, vogliamo anche dire che chi ha avuto la fortuna di lavorare in questo periodo è riuscito anche a mettere qualcosina da parte rispetto a prima, e forse quest'anno per la prima volta si può pensare, per chi ha la fortuna anche di avere una tredicesima, di come impegnarla e di come utilizzarla. C'è tutto un altro settore invece delle partite IVA che probabilmente si trova in una situazione di maggior sofferenza, e che ci auguriamo che in questo periodo di dicembre possano ricevere quel slancio di cui ne hanno bisogno per risollevarsi. Allora, diciamo che riguardo all'argomento della serata, che era quello appunto relativo agli acquisti natalizi, possiamo fare una sintesi di quello, delle due cose almeno, dei due punti più importanti, che sono il phishing, ok? E diciamo gli acquisti da privati, va bene? Esatto, sì. Ecco. Allora io vi propongo questo, magari se nei prossimi giorni, però che sia una cosa anche veloce, o ci vediamo, vengo io da voi e prepariamo una bella scheda e facciamo due belle slide che le facciamo girare, va bene, promosse da Adico e da Mestre Mia. Su una mettiamo, non dico in allarme, non dobbiamo spaventare nessuno, cercheremo anche di trovare una grafica carina, nel senso, no, di fare due schede, due slide da farle girare anche nel web, dove si invita alla prudenza con questi accorgimenti, magari anche disegnandoci qualcosa o mettendo qualche immagine che possa rappresentare il meccanismo difettoso che magari si rischia di fare. No? Lo possiamo fare? Sono i messaggi più semplici, anche Messaggi da semplici. rivolgere con qualche consiglio, Sì. visto che Usate, non so, il PayPal piuttosto che la carta in questo modo, state attenti a questo, a questo, a questo. Si fa anche una slide sugli acquisti da privati, perché mi rendo conto che effettivamente uno ti fa una bella foto di un divano, tu la vedi e dici è 1.000 euro, bellissimo, lo compro, paghi e non vedi il divano, e purtroppo in questo momento qua tantissimi. siamo tutti quanti molto attenti al denaro, e voglio anche però ricordare ai nostri amici che dico, anche gli acquisti online li faccio anch'io, sia chiaro, certo. 2 figli che ormai comprano tutto lì, cioè voglio dire, no? Sanno come muoversi, sono più bravi di noi, però noi ci rivolgiamo anche ad un pubblico che non è particolarmente così, come si può dire, avvezzo all'utilizzo, capito? E dunque io sono ancora e rimango ancora anche ancorato al fatto che poi il Natale mi richiama in qualche modo la quotidianità della mia città, mi piace andare a salutare, a fare gli auguri, e quindi il mio invito personale
è anche quello di sì, fate quello che volete in teoria, però ecco, pensate anche che un po' di tradizione non guasta e che andare nei negozi di vicinato, dove siete sempre andati, dove andavate da bambini, è anche una cosa bella per socializzare, per far vivere il nostro centro, senza nulla o poco far mancare i centri commerciali che comunque lavorano con i grandi numeri, con la massa. Io credo che si possa trovare un equilibrio fra gli acquisti, diciamo, in città, di vicinato. Il pane è bello entrare in un panificio, voglio dire, no? Oppure è bello entrare a comprare una piantina dal fiorista che hai vicino a casa. Ecco. Stiamo attenti dunque a tutti questi argomenti che Adico ci ha suggerito, e se riusciamo in questa settimana qui o i primi della prossima, imminentemente sotto Natale, cerchiamo di fare girare anche 2 slide che diano un po' l'idea di quello di come fare un acquisto online senza cadere in trappole così dietro l'angolo. E cosa dici? Sì, nessun problema. Lo possiamo fare, anche questo è un servizio che diamo, e ripeto, non siamo tutti pronti, bravi e preparati, anche perché poi mentre voi parlavate io ragionavo su una cosa e dicevo sì, ma se dal momento che mi succede una cosa del genere, poi nel mio ragionamento c'è anche questo, dico, cosa vado io nel web a fare prima questo, dopo quello? Cioè è un iter che voi lo sapete fare, cioè ci sono tanti passaggi, capisci? Allora io dico, non a caso, cioè l'associazione a difesa dei consumatori, ce ne sono anche delle altre, non volete andare da Adico, andate dove volete, noi abbiamo sposato Adico, e quindi se vi succede andate da Adico, è inutile stare là a perdere tempo, anche perché, attenzione, è facile perdere tempo, noi abbiamo poco, alle volte facciamo fatica ad andare a trovare il tempo per andare a fare una raccomandata, mi credi? Sono andato alle poste, ho guardato, ci sono stati 100 metri di coda, non scherzo, 100 metri di coda. Allora, anche lì non tutti sanno, adesso mi sono organizzato, faccio che puoi prendere appuntamento, ti mandano il codice QR, tu arrivi, mostri il codice e entri dentro. Ma voglio dire, è bene che le persone facciano quello che sanno fare, e dunque sì. Amici, io vi dico, se dovesse succedere, speriamo che non succeda mai, però Adico, Carlo Garopolini, cioè il vostro ufficio è ben fornito di consulenti sì. E legali, e dunque sarete assolutamente... Noi siamo sempre aperti, Andrea, durante tutte le vacanze, prima e dopo e durante, perché Adico durante il periodo natalizio non va in ferie. Ecco, ci sarà un numero che comunque noi, anche nella slide... aperti fino alle 7, 7 e mezza di sera, ecco, tutti i giorni. Ecco, quindi sì, perché dopo magari tu fai da solo e fai peggio. Perché anche lì mandi una raccomandata, una lettera, una comunicazione, no, non era quell'ufficio, dovevi mandarla alla sede centrale. Ma non lo sapevo. Allora, certo, evitiamo tutto, risparmiamo del tempo, qualcuno agisce per voi. È un consiglio che adesso a volte vedi, si vuole avere anche più tempo, non si riesce a dire tutto quello un po'. A volte, come l'avvocato ha espresso il concetto del recesso, per dirti, c'è chi lo fa mandando una mail. Sì, non ha nessun valore. Certo. A volte anche saperla come fare, come indirizzarla. C'è un fax con la venuta corretta trasmissione anziché una raccomandata con il suo diritto, ma c'è chi pensa di recedere un contratto tramite una mail e a scadenza di 14 giorni gli va a pagare e scopre che il recesso non ha nessun valore. Perché quella mail non è servita a nulla. Perché il ruolo dell'associazione dei consumatori non è sempre quella di curare, è anche quella di fare prevenzione, e a volte, siccome ormai è appurato che la gente non legge, magari prima di firmare informatevi, non costa niente a non dire sì, no, e invece firmare, creare danni e vederci dopo decorsi i termini di recesso il corriere che ti ha fatto firmare una proposta di acquisto per i prossimi 3 anni l'importo di 4.000 euro eccetera, e sono decorsi i termini per il recesso, capisci
che non va bene. complica tutta la pratica. Direi. Per fortuna, ripeto, troviamo sempre le soluzioni, ma Direi di sì. Va bene, noi siamo in conclusione. Allora, io ringrazio Adico, l'Associazione Difesa dei Consumatori, perché questi 4 incontri sono stati veramente molto molto interessanti. Mi mancheranno adesso a dicembre, dico la verità, perché non solo a me, ma mancheranno anche a chi ci segue, perché abbiamo avuto un riscontro, anche un plauso nei vostri confronti, insomma è una cosa che fa onore a tutti. E dunque nel 2021 sicuramente ci saranno la programmazione del 2021 prevederà di nuovo il ritorno con noi di Adico, e a loro di Adico, visto che poi non ci vediamo, faccio tantissimi auguri a parte di Mestre mia per le feste natalizie. Grazie. Contiamo di vederci Sicuramente, comunque, poi noi ci vedremo poi secondo me ci sentiremo o con o tramite ci sentiamo, Andrea. No, ma quello sicuramente, Sì. solo che magari, ecco, visto che poi... Una volta, Andrea, riusciamo a dare un volto al nostro cameraman che ogni volta ci sopporta per... Dai, vieni qui, io vengo lì. dietro. Non importa. No, va bene. Francesco, io ogni volta ti saluto perché è bravissimo Andrea, ma dietro comunque ha un pilastro che non rinuncia mai, abbiamo molto... Non ho più domande da farvi perché... No, non ti rispondo neanche più, però le presento io. Posso chiedere a Francesco Brunello, che si è seduto, che non è che lui sia il nostro camera. No, io lo definisco così, ma ha solo passione. Però se posso dire una cosa, ti dirò che io devo ringraziare tanto Francesco Brunello che mi ha avvicinato molto, come lo vedete è ed è così da sempre, però è sempre stato attivo, presente a tutto ciò che riguarda Mestre. Mestre è la sua casa e la sua casa, Mestre, sta nel suo cuore, ma adesso anche nel mio e di tutti coloro che comunque sono iscritti alla nostra associazione. Questo mi preme dirlo perché Mestre ha sofferto, no? Sì. Dove c'è sofferenza, dopo c'è attaccamento. È vero. Volevo chiedere a Francesco Brunello un commento su questi 4 incontri in chiusura e basta. Che scrivo adesso dici tu, No, dici, funziona, sì, non l'ho ancora stato. Che è rassicurante sapere che esistono delle persone come voi, che esiste un'organizzazione come la vostra, perché spessissimo il cittadino appunto si trova, non sa come fare la raccomandazione, non sa cosa fare, gli succede un guaio, non sa cosa fare. Invece con queste 4 puntate, a forza di martellare, cioè saremo martellanti, ma lo saremo ancora di più secondo me, le persone, i cittadini capiscono che c'è chi li protegge, no? Voi fate un'azione di protezione, una protezione civile direi quasi, sotto l'aspetto legale, perché sì, quando ci sono delle problematiche, soprattutto legali, non si sa mai cosa si va incontro, no? Perché poi può darti bene, può darti male. Ma voi mi sembra che spiegate molto bene le cose, anche i rischi che uno può assumersi a intraprendere una determinata azione, no? Perché non è che lo lanciate allo sbaraglio, ho visto che voi vi muovete con i piedi di piombo. E oltretutto c'è anche, istantaneamente arriverei a dire, anche il fattore prevenzione, no? Sì. Noi abbiamo una newsletter dove 18.000 persone sono iscritte, di cui quasi tutti qua nel territorio, perché anche se operiamo in tutto il territorio nazionale devo ammettere che la stragrande maggioranza è tutta gente di vicinato, e devo dire che riceve un gran gradimento questa newsletter, perché alla fine va a sintetizzare questi argomenti qua, anzi se magari qualcuno le riceve e brontola perché ogni settimana ha la nostra newsletter, però ecco. Non credo, che sono sempre molto interessanti. Anche a me arriva la vostra newsletter e me la leggo sempre, perché ha sempre degli spunti molto interessanti, quindi lo trovo estremamente positivo i vostri interventi. Bene Andrea, allora abbiamo un nuovo... È bello però una cosa, è bello fare squadra, fare rete e andare tutti nella stessa direzione, perché ti accorgi, ti senti meno solo e ti accorgi che quello che stai facendo
porta qualcosa, no? Sì, è bello anche che conoscere, perché alla fine Sì. operando ognuno per conto suo ci ha permesso a conoscerci, alla fine c'è la stima reciproca, perché chi che fa un lavoro come noi capisce il lavoro che fate anche voi, e a volte forse la gente lo dà un po' per scontato, ma dietro c'è una grande squadra, persone che operano tutti i giorni e penso che anche voi potete dire che c'è una gran fatica e molto sacrificio. È una gran fatica, dove anche ieri dicevo a molti che mi chiedevano un po' così di commentare la giornata che per noi è stata molto importante, ma soprattutto per la città e soprattutto per le donne. Ci vuole molta cultura, molta costanza, e soprattutto io appunto ho capito da poco, magari non da tanto, comunque, che il fattore continuità è indispensabile, cioè essere continuativi. Martellare, come dicevo prima, perché Sì, bisogna martellare, sì. perché sono cose che vale la pena di fare, insomma, assolutamente. Il nostro tempo è scaduto, grazie ai ragazzi, e ci vedremo con Io loro torno nel lì a 2021. Un saluto a tutti. Saluto, Ciao. buonasera. Grazie.